Benvenuti nel canale Marmitte Trek. Oggi facciamo una recensione, sempre nella nostra taverna, dell'action cam che stiamo usando da alcuni weekend, massimo un mesetto, che vi abbiamo anche già annunciato su dei video che abbiamo già pubblicato sul nostro canale. Vi facciamo vedere la cam che usiamo, l'action cam. Prima usavamo la Canon, che in questo momento mi sta riprendendo, ma però ci serviva qualcosa di più compatto, di più innovativo e soprattutto anche waterproof. Il prodotto che vi stiamo presentando non è altro che la DJI Osmo Action Cam 3. Oggi un programma diverso, diciamo, delle Marmitte Trek. Non siamo a camminare, ma siamo qui a recensire questo nuovo prodottino digitale che ci siamo regalati. DJI 3 Osmo Action Cam, è la nostra prima action cam, diciamo, di questo livello qui. Confronto le più blasonate come la sua rivale da sempre, da quando è nata. Diciamo che è una action cam alla portata di tutti, quindi non bisogna essere fotografi, non bisogna essere videomaker, ma bisogna semplicemente divertirsi e filmare quello che vai a fare. Quindi questo confronto alla diciamo alla GoPro anche di ultima versione è semplicemente una telecamera da tutti i giorni. La GoPro ha molte più funzionalità, è molto più efficiente in certe certe parti diciamo della ripresa, ha più potenza, quindi è un 5K3, questa invece è una 4K, però per l'uso che noi facciamo noi questa è una gran action cam. È stabilizzata e anche, non a dir poco, efficiente. Ha due display, uno più grande e uno più piccolo, tutte e due sono touch, quindi sia quello anteriore che quello posteriore, e ha anche dei piccoli vantaggi non da sottovalutare. Il primo in assoluto è l'attacco a magnete sotto appunto la scocca. Attacco magnete, appunto, ci va solo in un modo, quindi una volta che si capisce qual è il suo senso, in questo caso qui nell'originale c'è anche la scritta DJI, che capisci che va nella parte appunto frontale dell'action, quindi dove c'è la scritta è appunto il suo verso di utilizzo. Quindi questo è bellissimo perché è rapidissimo, poi vi facciamo vedere alcune cosine per farvi rendere conto. In dotazione ce n'è uno, noi ne abbiamo comprati subito altri due per essere più veloci a cambiare la posizione, e quindi molto molto utile. Con l'action cam vi viene fornito appunto il magnete, che è la staffa, una custodia che serve prevalentemente per andare a proteggere tutta la carcassa della action cam. È molto molto valida perché al di là che è veloce all'inserimento e anche andarlo a chiudere, quindi è già fissata senza smontare chissà quale parti. Rimane sempre utilizzabile il discorso della calamita sotto, ma anche eventualmente riusciamo a fare anche l'inquadratura in 4K con tutta quella risoluzione che ha l'action cam, anche nella modalità per i social, quindi senza usare programmi particolari, fa già tutto lei. Quindi una volta che noi la andiamo a fissare si ruota ed è già pronta per l'utilizzo. Mettiamo un attimo da parte l'action cam, andiamo a vedere all'interno della confezione base quello che ci fornisce appunto con un prezzo di 358 euro quando l'abbiamo acquistata noi. L'abbiamo acquistata tramite Amazon, vi lascio il link in descrizione, così oltre a supportare il nostro canale è anche un link di quello che appunto vi porta già all'acquisto dell'action cam, che vi dico che è molto valida.
comprende l'action cam, quindi il corpo macchina, una calamita, quindi una calamita rapida per il fissaggio, ha i suoi supporti, i suoi appunto accessori che ha in dotazione, e poi ce n'è anche tanti extra, cavettino USB per la ricarica senza alimentatore, la carcassa che appunto stavamo vedendo prima, un supportino adesivo per mettere qualsiasi parte piana, un aggancio a vite per andare a bloccare la calamita, due protezioni, una è già montata, l'altra è qua di protezione per la carcassa dell'obiettivo, e una batteria, solo una batteria. Questo è il pacchettino base che appunto va a comprendere l'action cam. L'action cam è dotata di 3 microfoni ad alta risoluzione. Vi facciamo vedere un esempio dove l'abbiamo usata in posti ventosi. Guardate, c'è un vento, come potete vedere nelle bandiere, non forte, di più qui siamo immerso completamente alla diga e c'è una potenza indescrivibile. Non so neanche se mi sentite con l'audio. Qui la mettiamo proprio alla prova, questa action cam. Qui ti metti alla prova con i 3 microfoni in dotazione, perché qui di vento ce n'è tanto. Ecco, qui siamo passati in un punto più di calma perché abbiamo questa parte che ci protegge e quindi si sta molto bene. Vento sempre forte, quindi dovreste sentire veramente bene. C'ha 2 sportellini dove uno è allocata la nostra batteria e la memoria. Impermeabile, quindi una volta che si chiude è impermeabile. Quando rimane sul rosso vuol dire che è aperta, quando chiudiamo ovviamente non si vede. Un altro sportellino dove c'è l'ingresso per la ricarica o eventualmente per accessori, tasto di accensione in modo che la telecamera si accenda e rimanga nella visuale per andare o nel menu o per iniziare poi a filmare cliccando questo pulsante. Questo pulsante serve anche per fare la registrazione diretta, quindi si accende e parte subito la registrazione. Fantastico, questo serve, lo utilizziamo spesso perché normalmente magari la spegniamo per non fare un filmato lunghissimo e poi cliccando qui parte subito in pochi secondi la registrazione. 7 cm di larghezza, quindi molto piccola, compatta, pesa circa 145 grammi, così come la vedete con al suo interno la pila che in questo caso è già al suo interno, quindi registra in 4K, waterproof come appunto stavamo dicendo poc'anzi, 2 display, il più piccolino è anche a colori e touch, quindi tanta roba, e il più grande invece display che appunto ci permette di vedere in situazione normale, regolare. Andiamo a accenderla, teniamo quindi premuto il pulsante per alcuni secondi. In questo caso mi ha fatto vedere l'accensione del display frontale, ma si è anche acceso il display che in questo momento sicuramente mi sta riprendendo. Oltre a queste cose qui possiamo andare a notare il collegamento magnetico, che è fantastico, è già collegata e tiene, e veramente tiene, perché abbiamo provato in tutti i modi di vedere, di sforzarla per vedere se realmente era efficace, ed è efficace. Questa è la visione normale dell'action cam, quindi per YouTube è la sua visione normale, o se si vuole fare un video normalissimo, 2 agganci laterali per andare poi a sganciarla, come appunto si può notare. Andiamola a vedere un pochino più da vicino questa action cam. Come vi spiegavamo prima, pulsante per l'accensione, pulsante per la registrazione rapida, volendo questo pulsante, oltre a che il suo utilizzo è, dopo che l'abbiamo accesa, far partire la registrazione o le foto, se no questo pulsante fa partire direttamente l'accensione insieme alla registrazione, un ottimo compromesso di rapidità.
Andando a accendere l'action cam, l'andiamo a accendere, vediamo il tempo di velocità di accensione è incredibile, quindi da questo a questo quello che cambia è che da di qui partiamo già la registrazione. Invece qui siamo nel menu principale dove già vediamo alcuni dettagli delle impostazioni dell'action cam, quindi vediamo che è modalità foto, modalità 16 noni, 1x che è lo zoom digitale, il menu delle impostazioni, batteria che stato è, la nostra SD appunto con quello che rimane di memoria e eventualmente pulsantino per andare a vedere quello che abbiamo svolto finora. Abbiamo dei menu segreti dal di sopra della camera, dal di sotto dove andiamo a impostare tutte le cose molto velocemente, quindi è anche touch sia nello schermo, come dicevamo, grande e anche nello schermo piccolo che si attiva facendo in questo modo qui, come già ci sta riprendendo in questo momento. Ha sempre le impostazioni anche nella fase anteriore, così possiamo gestire in caso ci stiamo filmando, e queste sono le cose principali di foto, di video, eventualmente dello slow motion, adesso abbiamo impostato, e il time lapse. Andando a vedere nel discorso invece della potenza che può fare di filmato, abbiamo il base di 1000, 2,7 k 2,7K in 4 terzi, da 16 noni andiamo a 4 terzi, 4K in 16 noni, 4K in 4 terzi. Di sotto vediamo invece il settore, i segmenti dei frame, come vi dicevamo, andando ancora sui 4K 16 noni, comunque sono uguali, dai 24. Andiamo a vedere che i frame variano in base alla grafica che vogliamo, quindi se andiamo in 4K 16 noni siamo a 120 frame volendo di massima, normalmente si usa nei 30, poi in base a quello che uno la deve utilizzare si va a variare, quindi è una gran potenza questa per una macchinina di soli 7 centimetri. Tanta roba. Quello che abbiamo preso noi di extra dalla fornitura base, abbiamo aggiunto una batteria, perché ovviamente le batterie usando la massima potenza durano il giusto, calcoliamo che lavoriamo comunque con un 4K e ovviamente la batteria anche andando a fare delle sollecitazioni lavora molto l'action cam, quindi consuma anche tanto, poi dipende anche dalla temperatura di esercizio che andiamo nei vari luoghi dove la usiamo e ovviamente ricambia tantissimo, però un'efficienza buona. Noi ne abbiamo aggiunta un'altra giusto da non portarci una power bank che ovviamente ha un peso molto maggiore confronto a una batteria di queste dimensioni. Abbiamo aggiunto una custodia piccolina, quindi vi lascio il link in descrizione, molto piccolina, ci sta giusta l'action cam e poche altre cosine, e quindi molto utile per ripararla ulteriormente dai colpi. Abbiamo aggiunto un accessorio per filmare attaccato a un vetro, quindi per farvi un esempio come può essere il vetro parabrezza della vettura, per riprendere un attimo se siamo in dei posti di montagna dove è solito nostro andare. Abbiamo anche il corpetto, serve per una visuale un pochettino più centrata della nostra altezza, in modo da vedere bene o male tutto l'insieme di quello che stiamo vedendo noi. Gli abbiamo aggiunto una calamita, una staffa appunto più pratica, che così è più veloce senza stare a svitare, avvitare, mettere la staffa, l'abbiamo già pronta ed è molto pratica da utilizzare. Abbiamo preso un bastone selfie, sempre aggiungendo un'altra calamita, quindi in dotazione alla fine ne abbiamo 3 di calamite. Bastone selfie, vi lascio anche qui il link in descrizione, molto compatto e utile per quello che facciamo noi, è molto valido. Da così si può allungare
con questa semplice levetta, spostandola di 3 tacche andiamo a allungarlo, comunque molto valido, e poi si può anche allungare eventualmente solo di 1 o 2. Con questo qui in dotazione c'è una sorta di cavalletto piatto, quindi validissimo, dove si può mettere l'action cam con la sua staffa, o se no andare a mettere semplicemente il nostro bastone selfie, dove poi andiamo poi a integrare la telecamera, l'action cam. Quindi molto valido. Questi sono accessori secondo noi fondamentali, molto minimalisti perché non abbiamo tantissimi, però sono quelli che normalmente utilizziamo per fare i nostri video. Quindi questo è quanto. Se ti è piaciuto il nostro tutorial, la nostra recensione sull'Action Cam, questo piccolo gioiello, non dovete fare altro che seguirci nel nostro canale delle Marmitte Trek, o sui social. Poi se volete delle informazioni, fare delle domande, noi siamo qua per rispondere dove possiamo, senza problemi. Scriveteci, che ci aggiorniamo appunto assieme con questo prodottino magnifico. È una vera chicca, ve la raccomando. Se non siete professionisti, se non vi serve alte prestazioni, questa è un prodotto molto valido, veramente ve lo consiglio. Action Cam DJI Osmo, e soprattutto a un prezzo abbordabile a confronto a un Action Cam di livello GoPro, quindi ve la consiglio. Vi saluto da Marmitte Trek, ci vediamo al prossimo video, ciao!